Siamo con il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello. Oggi si inaugura qui alla scuola Montessori ai Grandi Lavori una zona dedicata ai bambini, ecco, un parco giochi. Sindaco. Sì, stamattina è il primo giorno dello spazio giochi per bambini da 0 a 3 anni. Abbiamo voluto creare qui alla scuola Montessori, avendo gli spazi a disposizione, un servizio dove ha riscontrato grande entusiasmo anche da parte dei genitori, perché oggi è il primo giorno per scelta abbiamo deciso di far entrare i bambini in modo scaglionato per abituarsi ad un ambiente diverso. È uno spazio che attualmente raccoglie circa 19 bambini da 0 a 3 anni, dalle 8:30 alle 12:30, e possono iscriversi anche altri bambini, dando loro la possibilità da una parte di socializzare e stare insieme, di cominciare ad abituarsi a quello che è il mondo della scuola, dell'infanzia, ma anche ai genitori di poter avere un punto di ritrovo dove poter lasciare il bambino dalle 8:30 alle 12:30. È chiaro che questo rappresenta un primo passo. Come avete visto anche dalle immagini, ho cercato di creare un ambiente consono a quello dei bambini, perché i bambini in questa fase di crescita hanno bisogno di socializzare, crescere, di giocare e stare tutti insieme. Un grazie va anche al preside Argento che ha voluto concederci e darci la possibilità di utilizzare alcuni spazi della scuola Montessori. Li abbiamo ristrutturati, li abbiamo resi idonei alle dimensioni dei bambini. Per noi è un momento importante perché a Porto Empedocle non esisteva fino adesso la possibilità da parte dei genitori di poter avere a disposizione questo spazio gioco da 0 a 3 anni, che è il punto di passaggio per l'iscrizione alla scuola materna. Grazie anche alla cooperativa sociale Sigma di Bagheria, che si occupa della logistica e dell'intera struttura. Finalmente oggi è il primo giorno, speriamo, siamo convinti che questa realtà possa crescere nel tempo, perché è una realtà importante, necessaria alla città di Porto Empedocle. Avete previsto altre strutture simili per altre scuole? In questo momento siamo partiti con la Montessori perché riteniamo che dovevamo cominciare a capire se ci fosse l'interesse e la disponibilità da parte dei genitori. Non nascondiamo tipo l'entusiasmo perché immediatamente si sono iscritti 19 bambini, che non sono pochi, però riteniamo che possa trovare tutte le condizioni vergini per decollare. Nei prossimi mesi un servizio che non si interromperà sicuramente con la fine della scuola, ma sarà un servizio che sarà reso continuativo. Se vi è la necessità di incrementare anche lo spazio per nuove iscrizioni, lo faremo con piacere, perché loro sono il nostro futuro, su di loro contiamo e vogliamo che crescano nelle migliori condizioni possibili. Preside, oggi è un momento bello per i bambini di questa scuola Montessori che si inaugura questo nuovo spazio giochi. Sì, è un momento bellissimo perché si dà spazio ai bambini piccolissimi, è un asilo nido che si inserisce nel contesto di una scuola statale che è la Montessori, che è una scuola dell'infanzia, e ci può essere sicuramente una sorta di collaborazione, di sinergia tra l'istituto privato e questo statale, per cui c'è una sorta di continuum, di continuità tra i piccolissimi con quelli dai 3 ai 6 anni. È uno spazio che si dà ai genitori in modo tale da confortarli in un momento particolare, per poter dare la possibilità a tutte le famiglie di poter lasciare i propri bambini in sicurezza. Siamo con l'assessore alla pubblica istruzione, nonché vice sindaco di Porto Empedocle. Ecco, una bella iniziativa questa di oggi che avete portato a termine come amministrazione comunale. Sì, oggi a Porto Empedocle si inaugura questo micro nido spazio giochi, quindi si allarga l'offerta formativa per l'infanzia. Noi siamo un'amministrazione molto attenta, soprattutto ai bambini. Tramite il distretto sociosanitario siamo riusciti a portare a termine questo primo step, quindi da domani 20 bimbi saranno qui, saranno accolti e sarà anche un ristoro per le famiglie, per chi lavora, e avrà modo di lasciare i bimbi 0-36 mesi qui da noi in sicurezza, facendo in modo che ci sia non solo la possibilità di lasciarli, ma anche un modo di far crescere i bambini in maniera diversa, perché la convivialità, il rapporto con gli altri porterà questi bimbi a crescere sicuramente meglio. È un primo step, speriamo a breve di trovare altri fondi per migliorarlo e abbellire anche la parte esterna, perché con le nostre temperature è giusto che i bambini
studiano anche all'esterno e quindi piano piano riusciremo magari a formare anche 2 classi, chissà. Qualche altra iniziativa in questo senso, magari in qualche altra scuola? Questo si può valutare sempre se arriveranno Sì. i fondi, perché purtroppo si sa bene, Porto Empedocle ancora è un comune in dissesto e quindi con i fondi propri può fare veramente poco, ma nel nostro piccolo per noi i bambini sono al primo posto, quindi se c'è possibilità siamo Lo farete. ben contenti.